Bentrovati amici della Wii Sport, siamo alla nona giornata del campionato giovanissimi regionali e per il girone C dal Garden Sport di Mili è derby tra Città di Messina e Messina. I ragazzi di Mister Fiumara hanno raccolto la seconda vittoria nell'ultimo turno, quella sul campo del Catania San Pio per 0-1. Dall'altra parte invece turno di riposo per il Messina, che adesso è secondo dietro la Folgore e cerca punti pesanti sul terreno del Garden di Mili a fronte di una squadra, il Città di Messina, fermo a 8 punti. Di seguito le scelte dei due mister, con Mister Fiumara che sceglie come il numero 1 Frisone, 2 Bellizieri, 3 D'Angelo, 4 Panetta, 5 Venuti, 6 Gugliandolo, 7 Majorana, 8 Scarfì, 9 Gemellaro, 10 Maceli e 11 Galletta. Dall'altra parte risponde il Messina con Di Fina, Errante, Grosso, Spadaro, Di Stefano, Stimoli, Freni, Agnello, Cicciari, Gangemi e Di Fina. In maglia rossa e pantaloncini blu il Città di Messina, in maglia gialla e pantaloncini rossi per il Messina. Siamo ai classici saluti di rito per questo match e poi si potrà finalmente iniziare una partita importante per i ragazzi del Città di Messina per cercare di risollevare una classifica che fino a questo momento sicuramente non ha regalato le gioie prefissate a inizio stagione dalla società. Il Città di Messina prova subito a rendersi pericolosa al 6° minuto con il tentativo sull'out di destra. Il pallone viene messo in mezzo da Galletta, arriva però la parata del portiere del Messina. Poi c'è un calcio di punizione per il Messina affidato a Cancemi, che però non trova la porta. Ancora Messina in avanti, pericoloso sul calcio d'angolo, il pallone viene messo in mezzo, se lo ritrova il terzino Di Stefano che prova il destro che va completamente alto sulla porta difesa da Frisone. Ancora Messina pericoloso poco dopo con un calcio di punizione, il pallone viene ribattuto, il tentativo dalla distanza da parte di Agnello, para però Frisone. Dall'altra parte invece c'è una bella azione del Città di Messina con Galletta che prova a mettere il pallone in mezzo. Ancora Città di Messina in avanti, il pallone viene ancora una volta messo in area di rigore, la conclusione dalla distanza con Scarfì. Ancora Città di Messina con un calcio d'angolo, il pallone viene messo in mezzo, così viene ribattuto al Messina. Il tentativo poi con il mancino di Venuti che però non trova la porta. Di lì a poco arriverà il duplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre a riposo. Uno scialbo 0-0 nel primo tempo in questo derby al Garden di Mili tra Città di Messina e Messina. Vedremo se nella seconda fase di gioco una delle due squadre ne avrà di più per sbloccare il match. Con l'ausilio delle immagini quella del nostro Federico Longo siamo passati alla ripresa con il Città di Messina che ci prova subito con il tentativo del proprio numero 10 Maceli che entra in area di rigore, prova a mettere il pallone in mezzo, preda però di Ivan Di Fina. Poi c'è un calcio di punizione affidato a Galletta, prova il mancino Galletta, la traiettoria va a sorprendere l'estremo difensore del Messina ed è 1-0 Città. Bellissimo il gol realizzato con calcio di punizione da parte di Galletta. Al 7° minuto della ripresa si porta in vantaggio il Città di Messina. Grande gioia per i ragazzi padroni di casa, incontenibili nella loro esultanza. Prova subito a reagire il Messina con la punizione che però non trova la porta. Nel frattempo esce Galletta ed entra Manuel Fasciana nelle fine del Città di Messina che prova ancora a portarsi in avanti per cercare il gol della possibile tranquillità. Proprio il neo entrato sbaglia un gol clamoroso a tu per tu con Di Fina. Ancora Città di Messina in avanti, il calcio di punizione, il colpo di testa da parte di Maceli che però non trova la porta. Ancora un cambio, infatti entra Thomas Fasciana ed esce Gemellaro nelle file della Città. C'è un calcio di punizione invece affidato a Venuti che trova la risposta da parte di Di Fina. In chiusura c'è il tentativo da parte del Messina di portarsi in avanti, uscita provvidenziale da parte di Frisone che nega la gioia del gol ai ragazzi del Messina e di lì a poco arriva anche il triplice fischio da parte del direttore di gara e vittoria in questo derby per il Città di Messina che grazie alla punizione di Galletta al 7° del secondo tempo riesce a conquistare i 3 punti, la terza vittoria stagionale e si porta a quota 11 in classifica. Adesso sconfitta per il Messina che perde terreno dalla Folgore. E allora amici della Wii Sport, il più cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda alla prossima.